L'albero dai rami di cuore, scritto e letto da Ottavio Costa. Capitolo quinto. Una fatale circostanza. Ascoltami bene, Max. Sta bene attento a quello che ti dico in caso di emergenza. Se devi raggiungere il faro, cerca sempre di usare il ponticello. È la via più sicura. Su questo non ho raccomandazioni da farti. Ci cammini da quando hai imparato a camminare e sai bene come sfuggire alle sue insidie. Ma se tu fossi costretto a prendere la barca, non usare, ripeto, non usare i remi col mare grosso. Non ce la faresti a governare. Con cautela, afferra con le due mani il cavo fisso e tira in modo da andare nella direzione dello scoglio. Lo raggiungerai nelle massime condizioni di sicurezza consentite dal maltempo. Se c'è burrasca, Max, non andare. Ripeto, non andare per nessun motivo al faro. Ci penserò io come potrò. Pioveva, ma non più di tanto. Mille e mille allegri spruzzi di spuma salmastra si mescolavano alla pioggia che veniva giù noiosa. Abbastanza fitta, però, da rendere scivoloso il cammino, soprattutto quando le scarpe passavano su quelle rocce lisce e levigate dai venti, dal mare e dalla salsedine. Quando fu in vista del faro, Max capì subito che c'era bisogno di lui. Dalla zona del fanale si sprigionavano scintille come piccoli lampi multicolori intermittenti e variabili che non lasciavano presagire nulla di buono. Ma lui aveva un cuore d'acciaio e il suo cuore gli diceva che doveva riparare il faro a qualsiasi costo.